Allora, siamo di nuovo in onda con voi, cari telespettatori. Intanto io stavo parlando col signor Visentin, nostro ultra centenario, che mi stava spiegando alcuni segreti della scienza, ma non posso lasciarlo parlare tantissimo, anche se mi piacerebbe veramente, perché già mi ha insegnato tante cose che non sapevo, per esempio come si fa il baccalà mantecato, come lo faceva lui il baccalà mantecato, e la ragione per la quale direttori, i nostri ultracentenari sono anche, chi è lucido, perché anche la bellezza è arrivare lucidi a questa età, è importantissimo, sono molto esigenti. Sono molto esigenti perché hanno la memoria di quel che è stato e forse la qualità di vita un tempo più scandita, più lenta, consentiva di, come ci ha fatto capire il signor Visentin, di assaporare tante cose. Quindi hanno ancora delle aspettative. Sì, io credo che l'esperienza di Walter per tutti noi, ma non solo lui, ne abbiamo 8 centenari a Santa Chiara, sia proprio quella di 8 di continuare a gustare davvero la vita nei singoli passaggi, nelle piccole cose di tutti i giorni, non necessariamente nei grandi sistemi, nelle grandi filosofie, nelle piccole cose di tutti i giorni, nelle piccole attenzioni che possiamo avere nei loro confronti e che loro chiedono a noi. Questo è un modo per riportarci all'essenziale. Ecco. Altra cosa, il tema che lui trattava prima, l'importanza di osservare e di darci il tempo per riflettere prima di decidere. Siamo troppo portati oggi a decidere con i tempi di WhatsApp o di Facebook, per cui orientiamo il nostro pensiero e le nostre scelte solo in base a un'emozione, un'emotività superficiale, mentre invece l'invito che lui ci fa è quello di osservare, continuare a osservare, scrutare, proprio per capire fino in fondo le cose, non accontentarci mai di quello che si vede, che sta in superficie, perché c'è molto ma molto di più, così come nella loro storia. Esatto. C'è molto di più di quello che sappiamo noi. Esatto, questa è una cosa anche molto bella, perché io voglio andare un po' oltre, dietro le quinte, ma quello che ci sta dietro al vostro lavoro, perché contrariamente ai sentir comune, poi per carità è vero ci sono le pecore nere, non voglio entrare nel merito specifico, però nelle strutture come le vostre c'è tanta umanità. Ci deve essere tanta umanità, sono professioni fatte di persone che ci mettono il cuore, la passione, e poi c'è chi lo fa perché deve farlo, perché dietro a ogni persona anziana c'è una storia incredibile, un patrimonio, ma anche di sensibilità, di attenzione, che voi avete un ruolo straordinario, quello di tenerlo vivo, animato e di far sì che riescano a raggiungere questi primati. Cioè non è un caso che uno raggiunga questi record proprio all'interno di strutture, può sembrare incredibile, no? Perché uno dice come fanno? Sicuramente, quello che adesso prendo spunto anche dalla mia esperienza di docente ai corsi per operatore sociosanitario, io lo dico a quelli che si approcciano a questo mestiere, che è molto particolare, molto umile, però è fantastico per tutto quello che può dare in termini di gratificazione. Noi non incontriamo patologie, numeri di stanza, incontriamo storie, e le storie sono ben oltre ciò che si vede. Vanno al di là delle etichette che siamo portati ad affibbiare alle persone, troppe volte. E approcciarsi a una storia significa avere grande rispetto. Rispetto perché gli operatori, per esempio noi, i nostri infermieri, i fisioterapisti, assolvono dei compiti che possono sembrare elementari, ma è sulla base dei compiti elementari svolti, l'igiene tutti i giorni, la pulizia, il decoro, che passa alla dignità delle persone. Allora a me piace richiamare, se posso, l'articolo 3 della Costituzione italiana. La Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena dignità delle persone. Quando noi facciamo l'igiene semplicemente a un anziano centenario, anche a volte una persona anche più giovane purtroppo, noi diamo dignità. Noi rimuoviamo gli ostacoli che impediscono la piena dignità, e questo è un grande anelito motivazionale per chi deve fare questo mestiere. Ma infatti noi parliamo spesso anche con i nostri ospiti, con i sindacati di caregiver, e sappiamo quanto è difficile, e sanno i nostri telespettatori, tanti che lo sono, perché ormai moltissimi hanno queste persone in famiglia, quanto sia delicato, quanto sia difficile e anche impegnativo come lavoro, ma lo si fa perché c'è la persona cara. Quando poi la persona non è il proprio parente, ancora di più secondo me invece è un lavoro molto dignitoso, perché consente di far star bene delle persone, cioè bisogna andare un po' oltre il gesto manuale o ripetitivo, è lo far star bene.
Sì, È straordinario questo. Se posso c'è anche un'altra cosa, perché è un circuito virtuoso. Chi opera, l'operatore, l'infermiere, fa star meglio, cerca il benessere marginale dei nostri ospiti. Ma quando hai qualcuno che ti aspetta e tu torni al lavoro dopo una settimana di ferie o torni dopo un cambio turno e dicono sei qua, ti sei qua, no? È una grande gratificazione, dà grande motivazione perché ti fa sentire importante e questa cosa non è da sottovalutare. È un mestiere questo che chiede molto, quello della cura degli anziani, ma che dà molto, dà moltissimo. Infatti, voglio dare anche a lei la parola proprio perché tra l'altro quando parliamo di questo parliamo anche di figure professionali, io dico sempre figure professionali altamente qualificate perché non è così semplice, solo alzare un anziano da una sedia, bisogna sapercelo fare. Dove ci sono pochi giovani che si avvicinano a questa professione, dove invece ci sarebbe anche tanto bisogno, forse perché non ne capiscono anche il valore che viene trasmesso. E quindi sta anche a voi strutture di un certo tipo dove riuscite ad avere una qualità di servizio, di supporto, eccetera, una tradizione anche che tanti aspetti, insomma, a riuscire a trasmettere questi valori che sono dati a chi sta nella struttura, alle famiglie naturalmente che riescono a coglierlo, ma anche a chi ci lavora. Ma sicuramente questa iniziativa di radunare i centenari vuole anche essere un manifesto di quello che è l'attenzione che tutta la società deve dare e noi per primi protagonisti perché ci facciamo carico della realtà anziana magari più fragile e tutto sommato ci rendiamo conto che il nostro è un aiuto alla famiglia, è un sostegno quindi a un equilibrio sociale e questo vuole essere anche un messaggio. Quando Alberto parlava prima di dire parlo con gli studenti che partecipano ai corsi per poterli coinvolgere nel senso, ecco, il senso del lavoro di cura è un senso del lavoro che dà per forza gratificazione a chi lo riceve, ma soprattutto a chi lo dà. Ecco, questo senso del lavoro per i giovani è un messaggio molto importante perché oggi leggevo sempre in queste statistiche che i giovani cercano un lavoro diverso, spesso non guardano all'aspetto economico ma all'equilibrio del lavoro. Per esempio nel lavoro di cura esiste una turnistica che permette sostanzialmente di gestire parte della propria vita, quindi esiste anche un vantaggio in questo tipo di attività. La cosa più importante è che si vive anche un lavoro d'equipe, è perché le professionalità lavorano insieme, quindi esiste anche un plus in questo tipo di attività perché mette insieme le professionalità e quindi è un embrione di vita sociale condivisa. Quindi anche nel lavoro, così nella vita, riuscire a mettersi insieme, ad essere uniti per raggiungere degli obiettivi è un ulteriore insegnamento. Non scordiamoci che tutto quello di cui stiamo parlando in questi giorni, in questi eventi che abbiamo promosso, lo facciamo proprio grazie a promuovere quei centenari che per noi sono un po' come dire la bandiera, il faro di questa grande area che sono gli anziani, che sono stati un punto di riferimento per la crescita della nostra società e deve essere uno stimolo per tutti i giovani a poter essere anche loro protagonisti. Ecco, quello che è importante io credo sia questo, noi vogliamo rendere protagonisti loro per poter rendere protagonisti tutti. Quindi fare un lavoro di cura vuol dire non solo fare un lavoro interessante, utile, ma un lavoro che ti rende protagonista per il benessere dell'altro. Ecco, io credo che cercare un lavoro da protagonisti sia qualcosa che gratifica e credo che l'attività di cura dia proprio senso a un lavoro perché tu possa essere protagonista nel lavoro e nella società. E nella vita di queste persone, che non è cosa di poco conto, perché poi immagino, direttore, che lei sappia, ma adesso lo chiederà magari anche lei al nostro ospite, si affezionano a voi, no? Quindi lei ha un bellissimo rapporto col signor Visentin. Lei si affeziona. Conosci qualcuno degli operatori che tutte le mattine ti accudiscono? Li conosci? Chi? Quelli che vengono, gli infermieri, gli operatori che vengono, ti conosci? Sì. Fisioterapisti? Il fisioterapista? Ah, sì. Sì, Anche il direttore? Sì. Cioè, ti conosci? Sì, Siamo in buoni rapporti. Ma con tutta questa gente qua, io sono sempre stato in ottimo rapporto.
ma anche con medici, perché tanti medici venivano a casa mia a mangiare, anche mia figlia per esempio è diventata medico e nella sua camera da letto, che l'avevo costruita in modo tale che durante il giorno era uno studio e durante la notte era camera da letto e saltava fuori anche al letto, saltava fuori. E prima di giorno c'era in quattro che lei, mentre faceva medicina, sì, e gli altri 3 venivano lì perché erano tra colleghi, calmi, tranquilli, e non in una casa privata, e studiavano per fare gli esami, eccetera, di medicina. E qui si erano tutti meravigliati perché ho detto io, ma dove dormi? Qua? E beh, se non c'è neanche letto. E no, c'è anche il letto, perché scompare. Ma dove è andato? Dentro, va via, dà l'impressione che sia un mobile, e invece il letto va su e via giù. Signor Visentin, quanti figli ha lei? Tutte le... Quanti figli hai, ti chiedo? Quanti figli 2 ha? figli, sì, e questa roba qua dei letti è nata quando i 2 ragazzi, quando io sono venuto a abitare qui a Padova, da Vicenza, dormivano in quella stanza là, con 2 bardine di quei pieghevoli che si allargavano e dormivano tutti insieme. Ma quando hai cominciato ad avere 11 anni di mestruazione, eccetera, ho pensato di separarli. Di dividerli. E allora stanze non ne avevamo perché avevo anche la suocera in casa. E quindi c'era una stanza per la suocera, una camera per nostra e una camera per loro. Cosa ho fatto io? Ho chiamato un falegname di costruire un letto in sala da pranzo. Bravo, quindi sì, ha adattato tutto. E quel letto costruito, e ho chiamato uno che è dai parti di Verona, è venuto giù. Mentre si mangiava, guardavamo il muro della sala da pranzo e io dovrei fare così, vedi? E ho cominciato a fare così, e ho fatto fare tutto il letto. Quindi grande inventiva, lei aveva tanta fantasia. Sì. Adesso come passa il tempo, lei? Il letto esiste ancora perché dopo la sala da pranzo... No, ma lo so, io la devo interrompere perché noi abbiamo un tempo che vola. Come passa il tempo adesso nella residenza? Come passi le giornate in residenza? Qui con loro lì. Con loro. Guarda, c'è tanto da guardare continuamente. Io delle volte mi fermo a guardare delle riunioni, mi fermo lì a vedere quelli che vengono a trovare i suoi parenti, eccetera. E vedo le feste che fanno, guarda un pochettino, però vedo anche gente che litiga. Sì. Sembra impossibile, ma porca miseria, impossibile che vengono qui a trovare uno che il suo cervello ormai se n'è andato, oppure non può più camminare con le gambe, ha i cosi per camminare e via seguito, eppure hanno ancora il senso non del lavoro, neanche del disbrigo, del rancore, ecco, sì, che magari uno ha fatto qualche cosa anche senza pensarci. E quindi perdonare gli altri, lasciar correre. Leggi il giornale tutte le mattine? Sì, tutte le mattine ho il Corriere della Sera. Ma arriva nella struttura? Escluso la domenica. Perché? E io non pago neanche il Corriere. Perché c'è una signora spagnola che è dentro lì e lei prende il Corriere la mattina e anche il Gazzettino. E mi pare che anche il mattino prenda. Mi piace vedere il genere. E dopo io ho detto mi interessa il Corriere per via del sistema azionario. Giustamente controlla ancora gli investimenti, non si sa mai. Dopo, diciamo cosa fai? Prendi il sole quando è una bella stagione. Mi non vedo l'ora che venga in mutande,
e mi vado fuori al cortile a prendere il sole, vitamina E. Bisogna tutto richiamarlo sta- ogni tanto perché con la vista vitamina D e vitamina Perché E. c'è il giardino, Chi c'è gente Dopo giochi a scacchi col computer, vero? Giochi a scacchi col computer? Ah, sì, beh, quello per passatempo la sera, non so. Ma ho letto un libro che leggendolo mi sembrava di sentire le mie idee. le sue idee. Sì, Ah, sì. idee. Le mie idee della vita ho trovato in questo libro. Non si ricorda il titolo. Longeve vita, eccetera. E ce l'ho ancora a casa, perché ho smesso di leggere, perché volevo sapere come erano nati gli architetti. Ah, allora aspetti che la interrompo un attimo, perché dopo se no attacchiamo con gli architetti. La fermo un secondo che abbiamo la pubblicità. Chiedo ancora alla regia un'altra decina di minuti dopo la pubblicità, così completiamo le nostre interviste. Solo una battuta, il fatto che abbia detto ce l'ho ancora a casa, Sì. consideri casa sua la Sì. residenza, per noi è un grande successo. Sì, mi fa assolutamente. sì, Infatti sì. a casa intendeva dire nella sua Beh, stanza, guarda, immagino. Stare insieme con loro, lì, mi pare insomma, casa mia, insomma, non certo, se non infatti. mi interessa. Vuol dire che ci sta bene, vuol dire che solamente ci- che viene qua, cercavo di mettermi anche una giacca e ho guardato, ma non ho portato a casa neanche le giacche, ma cazzoni, questo che altro, Ma ha una bellissima cravatta Sì. rossa, signor Visentini. Io lo interrompo un secondo. Telespettatori, ci vediamo tra poco dopo la pubblicità. Fammi